Siamo minacciati dalla mattina alla sera e le cose si fanno sempre più gravi, non siamo protetti, siamo da soli, siamo indifesi, non si può più, non si può più andare avanti in queste condizioni qua. Roberto Zancana ha 52 anni, da molto è orafo gioielliere, ma adesso non ce la fa più. Il sanguinario assalto di ieri lo ha convinto a smettere, è il quarto in 7 anni. Non resta che chiudere, dice, non si può più andare avanti così contro la violenza criminale. Il suo pensiero va a 2 persone coraggiose, prima di tutto la responsabile del negozio. È stata brava lei, è stata brava lei. E poi il benzinaio che ha messo in fuga i malviventi, ora è indagato, rischia l'incriminazione. Mettiamo sotto quadro provincia di Vicenza, succede una roba del genere. Quei colpi che forse hanno ferito a morte un bandito ora scuotono le coscienze, ma proprio come il gioielliere, vittima dell'ennesima violenza, in molti sono stanchi, non reggono più la spada di Damocle di una criminalità scatenata. Proprio in difesa del benzinaio, il sindaco di Albettone ha già lanciato una t-shirt con la scritta "Io sto con Stacchio". Dobbiamo difendere le nostre botteghe perché non se ne può più di questo, quindi hanno fatto anche bene, se hanno sparato, hanno fatto bene a uccidere il malvivente. Effettivamente non se ne può più, adesso si ha veramente un po' di paura. Non siamo protetti e aiutati da nessuno. Una criminalità insopportabile. Voci di paese dicono che il comportamento dei banditi ricorda quello della Mala del Brenta. Cos'altro deve ancora accadere perché Renzi si accorga che il Veneto è attanagliato dall'emergenza criminalità? Si domanda oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, e chiede al governo di agire in conseguenza potenziando forze dell'ordine, intelligence e presidio del territorio.